il backstage della registrazione del video spesa Lidl e Pepe che ovviamente se c'è la porta chiusa lui deve andare di là, chiaramente. Backstage e partiamo con il video. Benvenuti in questo nuovo video spesa di settembre, no non è una spesa di settembre, vi ho fatto un sondaggio su Instagram, oggi per me non per voi, è il 23 di agosto. E nel sondaggio vi ho chiesto se volevate lo stesso questo video spesa e anche un altro, vabbè, video spesa, registrato oggi ma caricato in settembre, per i primi di settembre più o meno, e quindi vi ho accontentati, avete risposto in sì, avete risposto in sì, va bene, risposta positiva e cosa volevo dire? Mi sono già persa, è un po' che non registro, è tanto che non registro in realtà. Oggi è il 23, sono almeno 10 giorni. Dovevo dire qualcosa, non mi ricordo più cosa. Non lo so. Comunque ho ancora l'apparecchio appunto perché non sono ancora andata a toglierlo. E niente, vi auguro un buon inizio settembre. Partiamo con il video spesa Lidl e poi vi farò a parte il video spesa AEO. AEO, vi ricordo, è un supermercato della famiglia del Famila. Famila e Emisfero, ma so che non esistono ovunque. Beh, Famila forse sì. Quindi niente, i prodotti sono uguali, magari si fanno un po' concorrenza, ma sono quelli. Ok, allora, io al Lidl, in questo caso i prezzi non credo vi interessino perché comunque questo video uscirà, sarà uscito comunque in ritardo rispetto appunto alla data della spesa. Ho speso 69,58 €. Sono sempre più sconvolta dal conto finale, ma davvero 69,58 e ho detto ma cosa ho comprato? Eccomi qua, ecco qui. Quindi questi sono i prezzi, non tenetene molto conto perché vi ho detto è una spesa di agosto. E questo è quanto. Che ora abbiamo fatto? Vabbè, ancora presto, ok. Nel mentre c'è una sirena staccata, o carabinieri o vigili urbani, vabbè, dettagli, no? Sto pensando a cosa farvi vedere perché ho tutto un po' mischiato. Allora, qui a Lidl c'è qualcosa che ha odore, ovvero questi, i frutti. Questo mix di frutti di bosco, questo tris diciamo più che mix, io mangio lo stesso adesso, ma sì, ma non fanno male, ma se si ha un minimo di difese immunitarie non succede assolutamente niente se non sono lavati. Cioè, bisogna avere un minimo di difese immunitarie, se no. Beh, detto questo, finito la confezione. Sapete che questo sapeva da muffa? Amora, sapeva da muffa. Buonissima. E questa roba che cos'è? Un capello, non lo potrete mai vedere da lì. No, devo farvi vedere il capello. C'è un capello. No, nella frutta io non la mangio più. Insegnamento di questo video spesa, bisogna lavare la frutta, ok? Poi ho preso le fettine di formaggio fuso a fette, le fettine di formaggio fuso, no, formaggio fuso a fette, sono solo 8. Dovevo prenderne 2 confezioni, va bene, vorrei fare dei toast e non ho preso il pane. Ah no, c'ho del pane lì, no, lì ce l'ho, ok, tanto queste scadono a novembre, quindi faccio tempo a morire, insomma. C'è un sugo, questo è del Lidl, mi vengono i dubbi, penso di sì, sugo e carciofi, scadenza 29 di settembre. A Lidl ho visto che tengono anche questa, che adesso devo andare a mettere in frigo, è la trota salmonata affumicata, deve essere buona anche questa per fare la pasta, era 2,99 €, quindi mi ricordo il 2,99 perché era su sfondo verde, novità, in realtà esiste da un po' al Lidl, però forse qui l'hanno appena messa vicino a casa, non sono stata a Belluno, sono stata a Calalzo di Cadore. Ah, e ringrazio tutti i nuovi iscritti perché ho visto che in questo periodo che non sto caricando video, cioè, vabbè,
durante questo mese di agosto ho visto che ci sono stati tanti iscritti, tanti insomma rispetto al solito sì, e quindi ringrazio tutti i nuovi iscritti, insomma benvenuti sul canale. Ecco cosa dovevo dirvi prima, vabbè, mi ero dimenticata. Ho preso i burger vegetali, questi qua, fonte di proteine, all'interno c'è di tutto e di più. A me interessa che non ci sia il lattosio e che non ci siano noccioline, poi per il resto più o meno tollero tutto. Poi c'erano questi in offerta, i nuggets di tacchino e pollo, come erano in offerta a 1,99 le cotolette di tacchino maxi, quindi ho preso 2 confezioni, 1,99 l'una, e queste qua le farei anche stasera con un po' di patatine. Ci sta, una volta a settimana le patatine sono assicurate, almeno qua da me. Poi ci sono delle mozzarelle senza lattosio, non so quante ne ho prese, 1, 2, 3 e 4 mozzarelle senza lattosio. C'era una bellissima offerta, ovvero il petto di tacchino, questo qua già a fette, petto di tacchino arrosto, 400 grammi a 3,79 € o una cosa del genere. Questo è ottimo per fare i toast, e poi a me piace più il tacchino del pollo, formati XXL, ho detto questo qua si può anche congelare sinceramente, quindi ottima offerta, perché è la settimana dell'XXL, una roba del genere. Wurstel di pollo, 2 confezioni solite. Poi ho preso anche la pancetta affumicata, non mi vedete mai comprare queste cose, però questa mi serve perché devo fare le uova e quindi a pranzo, quindi ci metto dentro anche un po' di pancetta. Ho preso la confezione super mega, che adesso è un po', vabbè, c'è un po' di appannamento qua, ma insomma la confezione mega di sushi che mangerò stasera. E poi, ecco, quella ho buttato sul conto perché costa 7 €. Quanto costa il sushi? Il sushi costa quanto? 7,99 €, sushi box, quindi 8 €. E poi c'è una pizza. Poi sto andando veloce perché poi devo mettere subito via la roba tra congelatore e frigo. Ok. Al Prix i prezzi sono, ho preso 2 confezioni di tonno in olio di semi di girasole, 160 grammi l'una, 99 centesimi l'una, 2 tubetti di salsa mutti a 99 centesimi l'una, i biscotti Frollino bio integrali 1,29 €, i cornetti della misura senza latte senza uova 2,79 € e la piadina al farro vegana 1,19 €, che è buona, l'avevo già presa. Questo è del Prix, perché il Prix vende anche cose di marca. Del Lidl, queste solite brioche, soliti croissant, no? Perché alcuni dicono no, non si chiamano brioche, noi le chiamiamo anche brioche qui, però insomma l'Italia è un po' variegata, ecco, c'è chi chiama in un modo, chi in un altro. Croissant alla crema pasticcera, con la crema pasticcera. Queste sono le scatolette di tonno del Prix, mi sembra scadente, lo saprò solo assaggiandolo, perché ho comprato un tonno all'Eurospin questo mese qua che fa non schifo, di più non sa di tonno e l'olio è cattivissimo, boh, una cosa orrenda. Lo so che non si dice che fa schifo il cibo, ma quello fa veramente schifo. Una cosa, l'abbiamo mangiato lo stesso, ma no. 2 tubetti di salsina mutti. I frollini che vi dicevo, i biscotti che vi dicevo prima sono questi, sono 10 confezioni piccoline, sono vegani, olio di girasole, alto oleico, vabbè, sono integrali, eccetera, eccetera. Quindi questi qua non mi ricordo, ma penso di averli già presi una volta, non ne sono sicura. Le piadine al farro sono queste, della Roberto, quindi sono anche queste di marca. Queste sono buone, almeno a me piacciono, se vi piace il farro, insomma, sono da provare. Non da comprare sempre, però da provare ogni tanto, da mangiare, sì. Al Lidl ho trovato questo, il cura lavatrice, chiamiamolo così, però del Lidl. E siccome quello dell'Eurospin l'avevo già provato, questo qui no, per pranzo, perché ogni tanto ho voglia di dolci, io non faccio dolci, almeno non adesso, ho preso questi.
Poi qui ci sono le banane. Ne ho preso solo un casco perché comunque andrò di nuovo al Lidl e all'Eurospin, mi sa, quindi ho preso giusto un casco. Ho trovato questa padellina made in Italy, non è adatta all'induzione, è adatta per crepe, uova, le tapas e i pancakes. Però in italiano la S non si dovrebbe dire, secondo me. In italiano non esiste la S, i pancake, teoricamente. E niente, è alluminio, antiaderente, staremo a vedere cosa ne uscirà fuori. Ho preso la mia spugna perché si è rotta, si è distrutta quella che ho in bagno ed era ora di cambiarla. Ho trovato anche questi, cosa sono? Mousse di mela e albicocca, e poi c'era mousse di mela e pesca. Io ho preso con l'albicocca. Mi è un po' meno pesante, ma poi dipende. Poi ho preso la salsa tonnata, che Franza ogni tanto la cerca. E vabbè, questo qui del Sien 300 ml, questo è un bagno, no, doccia crema, ha il profumo di fiori di loto. Vi dirò che il profumo è buonissimo, non so gli ingredienti, ma il profumo è davvero buono, molto molto, non lo so, mi piace, non so descrivere i profumi, comunque mi piace. Rimane da provarlo. Mi sto riempiendo di bagnoschiuma, di cose praticamente, li avevo appena finiti, adesso ho di nuovo la scorta in bagno. Aspettate, mi alzo la borsa perché altrimenti... Poi c'era questo risotto qui a forse 85 centesimi, non mi ricordo, con gli asparagi. Sono sempre comodi quelli, però è tanto che non li compro, davvero tanto, perché preferisco fare io, però insomma ci stanno ogni tanto. Qui c'è della cioccolata, quella bianca la prendo per me più che altro perché non posso più mangiare quella con le noccioline, e quindi ho preso anche questa qua per Franz, al latte e al latte con nocciole. I sacchetti per le immondizie, per il secco, per l'indifferenziata. Qua ci sono dei cerotti, uno spazzolino che non è per me, e poi che cos'ho? Ah, ho preso questi succhi di albicocca e di pesca, che sono nel reparto dove ci sono tutte le robe senza glutine, almeno nel Lidl a Calalzo. Negli altri Lidl non lo so, comunque erano là questi, e sono quelli da 3 brick, quindi costano un po' di più degli altri, insomma. Poi ho trovato bevanda di soia al cacao, provo a riassaggiarla. Questa qui non l'ho mai assaggiata, mai presa. Io di solito compravo quella, parliamo di più di un anno fa, quella dell'Eurospin di bevanda alla soia, però mi piaceva quella alla vaniglia. Ho provato a prendere anche questi del Lidl, cacao e vaniglia. Staremo a vedere, so che c'è lo zucchero, c'è un po' di tutto dentro, ma tanto per cambiare, ma anche per fare un dolce magari che c'ha un gusto un po' diverso, non so. Latte senza lattosio, chiaramente. E poi ho preso questa è un'agendina davvero bella, vorrei farvela anche vedere, ma magari dopo in una clip a parte e a fine video. E vi ringrazio per essere stati qua, vi lascio alla clip dell'agendina. Eccomi qua, è il giorno dopo e l'agenda che ho preso a Lidl è questa. Devo ancora studiarmi come utilizzarla, perché sono abituata a quella lì che ho, quindi dovrò trovare un attimo uno sistema. Comunque è fatta così, le pagine sono tutte fatte così, bellissima. Poi ci sono delle pagine in bianco e nero da colorare con scritte e forme geometriche, guardate, questi disegnini qua sono tutti da colorare a proprio piacimento, è tutta fatta così. Non so come la utilizzerò, nel senso vorrei usarla proprio come agenda annuale, ma credo sia difficile. Vedrò come fare. Tutto da colorare. Ci sono degli adesivi vari ed eventuali, quindi questi qua di Pasqua, questi che sono per Capodanno, per le feste, ce ne sono 2 uguali, peccato perché non mi piacciono. Poi ci sono questi con gli animaletti, tipo francobolli, questi qua di Natale, questi misti, fiori, eccetera, eccetera, i segni zodiacali, e questi qua sono i miei preferiti, con i gufetti,
Questi qua sono veramente i più belli. Guardate questo qua come un goffetto stile renna, con il bastoncino di zucchero in bocca, nel becco. Poi c'è questo che non ha molto senso, ma è sempre da colorare. Eccolo qua. E anche di qua è da colorare, una farfalla. Ops, ho mosso il telefono. Adesso c'è mal di mare in montagna. E sto usando una cosa che non uso mai. Poi c'è questa parte, sono 2 segnalibri da staccare. E qui c'è una tasca in carta, semplicemente. Quindi niente, volevo farvi vedere anche questa nello specifico e il modo migliore per vederla era questo. E niente, quindi io vi ringrazio per essere stati in questo video Spesa Lidl, ci vediamo alla prossima, ciao!